Rieccoci per Uscita Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta come di consueto, io sono ripetitivo in queste cose durante il rientro dalla pubblicità, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il professor Andrea Crisanti, credo che ormai sia un volto conosciutissimo, lo ringraziamo ovviamente della sua disponibilità. Questo virus si altera con il clima, cioè tutti hanno detto arriva l'inverno, essendo tipo un'influenza può arrivare con l'umidità rapidamente, invece con l'estate sparirà, così è stato, così non è stato, la gente, secondo lei professore? Ma guardi, come tutte le malattie a trasmissione respiratoria si diffondono più rapidamente durante l'inverno, per una ragione molto semplice, perché durante l'inverno le persone tendono a stare più al chiuso e più a contatto l'uno con l'altro, diciamo questa è una delle ragioni principali. Chiaramente durante l'estate ci sono meno opportunità di stare affollati in ambienti chiusi e sicuramente l'alta temperatura e la bassa umidità relativa sicuramente ha un impatto perché disidrata le famose goccioline, no? Quindi chiaramente disidratandosi, perdendosi, chiaramente perdono anche infettività. Però, quindi sicuramente la carica virale diminuisce un pochetto, però non illudiamoci che sia risolutiva, perché qui dobbiamo fare ricorso a esperienze di paesi vicini a noi, come per esempio Israele come clima. Israele è andata in lockdown a settembre, dopo mesi in cui a luglio e agosto la trasmissione è aumentata in maniera esponenziale. Ora, Israele ha delle condizioni climatiche molto simili a quelle dell'Italia durante l'estate, quindi il fatto che a metà settembre siano stati costretti ad andare in lockdown non è un buon segno, considerando le condizioni climatiche di Israele. Basta guardare la Sardegna e la Sicilia. La Sardegna e la Sicilia nel primo periodo di questo virus erano praticamente al di fuori di essere state intaccate, poi sono arrivati i periodi estivi, le discoteche, balliamo di qua, balliamo di là e sono state quelle più infettate, cioè voglio dire, nel concetto che praticamente questo è un virus che prende quando ci sono assembramenti, ci sono molte persone, sì, non c'entra il clima. Oddio, sicuramente il clima lo favorisce perché guardi, anche durante l'estate noi abbiamo avuto dei cluster in Europa, alcuni in Germania molto importanti, ma anche in Italia, nel nord d'Italia, in fabbriche di processazione di alimenti dove è importante mantenere la catena del freddo, quindi praticamente c'è tanta gente assembrata in stanze fredde e lì ci sono stati dei cluster molto importanti, basta ricordare la ditta, quella che fa pollame, o anche i mattatoi in Germania, insomma sono situazioni che sia dal punto di microclimatico sia dal punto di contatto umano hanno favorito la trasmissione, quindi sicuramente il freddo e l'umidità relativa e l'assembramento sono gli ingredienti giusti che il virus ha bisogno per trasmettersi. Questo professore può capitare anche passeggiando in città. E le faccio la premessa perché il sindaco di Cittadella, anche quello di Padova, hanno obbligato i cittadini di non fumare ovviamente in spazi aperti e questo può far sì che fumando uno intacchi il... Ma guardi, chiaramente uno fumando e non avendo la mascherina può sicuramente incrociare un'altra persona, oppure magari due persone si possono mettere a fumare nello stesso spazio, questo sicuramente non li aiuta chiaramente. Io penso che è una misura di buon senso, ora di quanto impatto possa avere non lo so, però è sicuramente in linea con quello che sappiamo che favorisce la trasmissione, quindi se ci mettiamo la mascherina le probabilità diminuiscono. Ecco. Questo dunque è sicuramente, e dipende anche che mascherina, oppure serve anche, uso una banale parola, un fazzoletto per coprire la bocca? No, guardi, ci vuole tessuto filtrante, già questa mascherina chirurgica ha una funzione protettiva discretamente elevata se due persone la usano tutte e due, va bene? Se due persone usano la FFP2 sicuramente questa protezione aumenta, ma nella maggior parte dei casi non è necessaria. Nella maggior parte dei casi uno è abbastanza protetto se tutti quanti per esempio utilizziamo queste misure. Quindi, quelle di stoffa non c'è nessuna prova che abbiano alcun effetto protettivo. Senta, nell'usare la mascherina, professor Crisanti,
è importante la distanza, oppure se siamo vicini, adesso qui siamo più di 2 metri, però se abbiamo entrambi la mascherina, se siamo a mezzo metro, evita il contagio oppure Ma no, secondo guardi, lei? sicuramente lo diminuisce in maniera molto importante. Posso qui fare riferimento anche a esperienze che abbiamo accumulato all'ospedale di Padova, dove praticamente abbiamo avuto dei casi in cui dei chirurghi erano infetti e hanno operato con colleghi ed avevano tutti quanti la mascherina, non si è infettato nessuno, e qui chiaramente stavano in prossimità l'uno con l'altro, quindi sicuramente protegge, non ci sono dubbi. Senta, Non è una protezione assoluta, però è una protezione importante. Ecco, in questa seconda ondata, professor Crisanti, che è un'ondata importante che magari nessuno si aspettava su queste proporzioni, le persone che lavorano in ospedale, medici, infermieri, sono stati molto meno colpiti dalla prima. La prima sono stati un attimino troppo sufficienti i medici, infermieri, nell'avvicinare il... No, guardi, io penso che la prima, più che altro i medici sono stati coraggiosi e generosi ed hanno aiutato persone malate senza che gli venissero forniti i dispositivi di protezione adeguati. È una cosa diversa. Adesso una cosa che ci distingue sicuramente dalla prima ondata è che abbiamo a disposizione un numero di mascherine sufficiente e un numero di dispositivi sufficienti. La prima ondata ha colto completamente di sorpresa e quindi moltissimi medici sono stati costretti o si sono trovati per loro volontà in situazioni che li hanno esposti al contagio. Oggi secondo lei si muore per coronavirus o con il coronavirus? Senta, guardi, allora io che domande che le faccio? Guardi, allora, se io volessi dimostrare una tesi secondo la quale il coronavirus oggi è meno, chiamiamolo così, tra virgolette, meno cattivo o causa meno morti, direi si muore con il coronavirus. Ma io le faccio un esempio personale, guardi, io ho mio zio che è stato operato di bypass coronarico, stava in riabilitazione, si stava riprendendo, gli hanno messo nella stanza una persona infetta e adesso sta intubato. Se non fosse stato infetto sarebbe già fuori. È chiaro che morirà di coronavirus anche se c'è un problema cardiaco, perché magari avrebbe avuto altri 2-3 anni di aspettativa di vita. Io penso che questa è una distinzione veramente manipolativa della situazione, perché ci sono tantissime persone che hanno una o più patologie, ma che grazie alle cure oggi disponibili hanno un'aspettativa di vita importante. Il coronavirus le tronca. E il coronavirus le tronca. Che vuol dire? C'era un'altra patologia, ma se con quell'altra patologia poteva vivere altri 5 anni, gli sono stati sottratti ad amici e parenti 5 anni di affetti. Certo, sì, è stato chiaro. Senta, professore, un'altra cosa che lei ha seguito con molta attenzione sono i tamponi. Oggi ci sono vari tipi di tamponi e c'è anche il tampone rapido. Cosa ne pensa lei? Quello che praticamente lo fa in 3 minuti, perché sarebbe una bella soluzione, se è veritiero potrebbe funzionare. Guardi, allora, lei parla dei tamponi antigenici o dei tamponi fatti a te? Guardi, cioè ormai... Poi da te, un po' in generale, allora, quelli che ha presentato il governatore, il Presidente ha detto in 3 minuti si verifica se... Allora guardi, vanno distinti alcuni aspetti. Uno è quello dell'affidabilità diagnostica di questi tamponi rapidi, va bene? Allora, i tamponi rapidi, sulla base dei risultati che noi abbiamo ottenuto all'Università di Padova e all'azienda ospedaliera, ma che sono stati confermati anche in tantissimi altri laboratori, hanno una sensibilità che non è uguale a quella dei tamponi molecolari. Che significa? Significa che nei casi migliori i tamponi antigenici hanno una sensibilità di circa il 70%, che significa che su 10 positivi ne mancano 3. Ora, che cosa significa? Questo non vuol dire che questi tamponi non possono essere usati, però se noi vogliamo usare questi tamponi come strumento di prevenzione, cioè fare in modo che persone infette non entrino in ambienti che vogliamo proteggere, sicuramente non sono lo strumento giusto. Se per esempio noi usiamo questi tamponi per screenare il personale dell'RSA, non è lo strumento giusto, perché se potenzialmente ne perdiamo 3 su 10 non è lo strumento giusto, però sono lo strumento ideale se noi per esempio vogliamo campionare una scuola.
Guarda, faccio un esempio, professor Crisanti: Mediaset, televisioni nazionali portano il pubblico all'interno, fanno un test rapido all'inizio e lo fanno entrare perché risultano negativi. Ecco, questo è sbagliato, perché se ci sono delle persone positive infettano tutti. Tant'è vero che ci sono stati casi proprio in cui, avendo utilizzato questo strumento, sono passati attraverso questo filtro delle persone infette e hanno infettato gli altri. Ma se fosse veritiero questo, trovare il sistema veritiero, guardi, se fosse veritiero andrebbe sarebbe bene. come misurare la glicemia, tanto certo, per capire. Certo, è chiaro che però bisogna raggiungere i livelli di prestazione che non sono ancora raggiunti. Quindi è sicuramente, guardi, se noi ci avessimo un tampone rapido che ha la stessa sensibilità del tampone molecolare, io chiuderei il laboratorio. Ecco, ma sarei il primo a dirlo. Non si non può ci costruire siamo. questo tampone rapido che abbia guardi, una similitudine a quello molecolare? Guardi, ci sono delle grosse difficoltà tecniche legate alla sensibilità che adesso non... Perché potrebbe essere una soluzione, professor Crisanti? Allora, invece poi parliamo invece del tampone fai da te. Il tampone fai da te invece ha altre problematiche. La tracciabilità. E la tracciabilità, perché capisce bene che uno dei capisaldi per il controllo dell'epidemia sono le informazioni. Cioè noi dobbiamo sapere esattamente chi si è infettato e in quale luogo d'Italia si è infettato, perché solo così possiamo capire come si diffonde l'infezione. Non solo la tracciabilità, ma poi si perde tutto l'aspetto a monte del controllo, che sarebbe il contact tracing. Voglio dire, chi lo fa il contact tracing se uno si è fatto un tampone a casa? Guardi, assumendo anche la buona fede totale di tutti quanti che vogliono telefonare, vogliono dire, ma diventa una cosa assolutamente senza controllo, quindi verremmo a perdere quello che è vero e proprio cruscotto per capire come evolve l'epidemia. E quindi nemmeno se uno li fa, li numera, non so, sto inventando qualcosa guardi, di... è molto difficile se perché uno sarebbe davvero pratico. Guardi, questo è un tipico esempio in cui chiaramente la persona interessata, cioè il singolo, pensa: ah, che bello, che figata, mi faccio il tampone a casa e mi risolvo il problema, va bene? Però di fatto crea involontariamente un problema alla gestione dell'epidemia. Questo è un tipico caso in cui il bene sociale, cioè il monitoraggio della trasmissione e la localizzazione dei casi, entra in contrasto con, diciamo, la necessità personale. Però succede, professor, se non si trova questo sistema, professor Crisanti, io faccio il tampone vero, usiamo per semplificare questa parola, però dopo una settimana posso anche prenderlo il virus. Ah, sicuro? Ma questo con e quindi tutti... dovrei farlo tutte le settimane? No, perché guardi, non è questo, no, guardi, non funziona. È una domanda la mia, guardi, non professore. funziona così. E questo, il tampone può essere usato, guardi, il tampone può essere usato per 4 scopi, va bene? Il primo è la diagnosi. Una persona sta male da diversi giorni, magari va in ospedale, oppure in questo caso anche il medico va a casa e gli può fare o il tampone molecolare o il tampone rapido. Guardi, in questo caso il tampone rapido, anche con le prestazioni moderne, va bene, perché in genere il tampone rapido ha una sensibilità che riesce nella maggior parte dei casi a identificare la positività nelle persone che stanno male da più giorni, va bene? E su questo... Mi scusi se le interrompo, professore, il tampone va fatto quando uno sta male? Mi faccia finire. Mi scusi. Allora, questa è la diagnosi, va bene? Il secondo aspetto in cui uno può utilizzare il tampone è la prevenzione, cioè io ho un ambiente da proteggere e voglio evitare che persone infette entrino in questo ambiente. Il tipico ambiente da proteggere potrebbe essere l'RSA, oppure reparti ospedalieri di persone vulnerabili, oncologici e così via, va bene? Allora, che faccio? Posso usare un tampone che ha una sensibilità bassa per proteggere questi ambienti? È chiaro che no, devo usare uno strumento diagnostico che ha un altissimo livello di sensibilità che mi funziona da filtro, va bene? E allora che significa? Che queste persone magari le testo ogni 7-8 giorni, che è una cadenza abbastanza ragionevole e penso di poterle intercettare, va bene? Quindi abbiamo detto diagnosi, prevenzione, screening. Cioè io voglio capire se il virus si trasmette in una determinata comunità, per esempio le scuole. Allora a questo punto io non ho il bisogno di fare il tampone molecolare, perché posso usare il tampone antigenico, testo 1 migliaio di studenti e a questo punto posso avere fondamentalmente 2 risposte. Non c'ho nessuno positivo, cioè sono tutti negativi, e quindi la risposta è: non c'è trasmissione virale in questa comunità.
L'altra possibilità è che io ho dei studenti che sono positivi. Allora la risposta è: c'è effettivamente trasmissione virale in questa scuola e quindi posso mappare tantissime scuole se questo è il mio obiettivo. Se l'obiettivo mio invece è quello di eliminare la trasmissione virale in quella scuola, siccome il tampone rapido di nuovo ha una sensibilità bassa, quindi io devo assumere che se ne ho presi fa conto 7, sicuramente ce ne stanno altri 3 che mi sono sfuggiti e quindi devo ritestare tutti quanti col tampone molecolare e a quel punto la trasmissione all'interno di quella scuola è bloccata. Dopodiché posso usare il tampone rapido come sorveglianza per bloccare le catene di trasmissione sul territorio e questa è un'operazione che si può fare non adesso perché i casi sono troppi, ma riposizioniamoci per esempio mentalmente a fine luglio dove c'erano 50, 100, 150 casi al giorno, va bene? Allora, premetto che il contact tracing è utile, ma anche quel contact tracing ha dei grossi problemi perché non ha una grande sensibilità, cioè manca un grande numero di contatti. Allora noi abbiamo dimostrato che al posto del contact tracing può essere usato un altro approccio che si chiama network testing. Lei si deve immaginare che ognuno di noi vive in uno spazio di interazioni fatto proprio di diversi piani, come fosse un edificio. Uno è la scuola, uno sono gli amici, uno sono i vicini di casa, un altro i parenti, un altro sono i colleghi di lavoro, con tutte interazioni sia orizzontali che verticali. Va bene? Se io testo tutte le persone di questo gruppo di interazione, là dentro c'è sicuramente chi mi ha infettato e c'è eventualmente a chi io ho passato l'infezione. Allora, in quel caso, di nuovo, non posso usare il tampone rapido perché il tampone rapido mi dà il rischio che ne perdo alcune di queste persone e quindi devo usare il tampone molecolare ad alta sensibilità. Ecco, questi sono gli scenari in cui può essere usato il tampone. Quindi è evidente che quando lei me lo dice io me lo testo e dopo 7 giorni potrei essere positivo, di fatto non rientra in questi obiettivi di sanità pubblica, perché rientra nella sua curiosità di sapere se è infetto o meno. Certo. Quindi bisogna vedere qual è la prospettiva. Il tampone non è un lasciapassare sociale, è uno strumento o di diagnosi o di controllo dell'epidemia. Il problema è che molti adesso lo vedono come lasciapassare sociale. Che non lo è. Che non lo è. Cioè, noi dobbiamo dimenticarci questa cosa. Se ci dimentichiamo questa cosa, tutto immediatamente diventa chiaro. È stato chiarissimo in questo senso. Senta, professor Crisanti, succede che io ho il virus, ho vicino delle persone e non infetto loro. È un problema soggettivo di ogni persona che può prenderlo oppure no, questo virus, oppure indipendentemente lo prende. Le faccio esempio, abbiamo amici comuni che hanno avuto il virus, avevano i collaboratori che salivano in macchina tutti i giorni, prendo Arturo Lorenzoni per dirne uno, salivano in macchina i suoi giornalisti che riconosciamo, aveva la famiglia con la moglie e i figli, non l'ha preso nessuno. Perché? Perché non sono predisposti nel prenderlo oppure per quale motivo? No, guardi, dipende da 2 fattori fondamentalmente, dall'intreccio di 2 fattori che determina poi quante persone si ammalano vicino a una persona malata, quante persone si infettano vicino a una persona malata. Primo, dipende dalla capacità della persona di produrre virus ed emetterlo, va bene? Non tutti sono uguali, va bene? E questo può essere perché magari l'infezione si localizza transitoriamente nelle vie aeree respiratorie superiori e poi va in fondo nei polmoni e quindi vengono emessi meno particelle virali. E sicuramente c'è anche una predisposizione genetica ad ammalarsi. E quindi è il risultato di questi 2 fattori come si intrecciano, ha capito? Il vaccino antinfluenzale e quello polmonare, quelli che si usano, possono essere d'aiuto per evitare, tutti dicono che non c'entra nulla ma io glielo chiedo ugualmente, possono essere utili per evitare che questo virus intacchi loro, non che non lo intacchino, però è un'altra barriera che di fronte a questo virus lo ostacola? No, guardi, non c'entra niente questo, il virus influenzale, il vaccino influenzale protegge contro l'influenza, l'effetto che ha è che elimina dalla confusione e elimina la possibilità di distogliere energie dagli sforzi per controllare il coronavirus, nel senso che siccome la sintomatologia è molto simile,
se abbiamo una persona di influenza la dobbiamo immediatamente sospettare che potrebbe essere coronavirus, e viceversa, se non si ammala di influenza non dobbiamo distogliere energie e risorse per verificare quella persona. Questo periodo che questi colori che ha l'Italia, usiamo un termine che sembra un albero di Natale, sarà utile oppure non è stato sufficiente secondo lei perché diventi davvero utile? Ma guardi, questo lo vedremo, è ancora presto per giudicare l'impatto che queste misure hanno avuto sulla trasmissione, anche perché i parametri utilizzati sono sia di ordine epidemiologico che di capacità del sistema sanitario nazionale e non sappiamo ancora bene come l'effetto di questi parametri si combina l'uno con l'altro. Guardi, le faccio voglio illustrarle un potenziale aspetto paradossale, va bene? Di fatto stanno in zona gialla, o perlomeno contribuisce a stare in zona gialla la capacità del sistema sanitario di reggere l'impatto, va bene? Quindi significa che tendono a stare di più in zona gialla regioni che hanno più posti letto in ospedale e più posti letto in rianimazione. Questa sembra apparentemente una cosa buona, ma di fatto potrebbe generare un effetto paradosso, nel senso che a parità di altri parametri, come per esempio il numero di persone infette, il rapporto dei tamponi infetti su quelli totali, di fatto significa che questo sistema ha più capienza e permette a più persone di ammalarsi. E quindi permettendo a più persone di ammalarsi finisce che c'è pure più morti. Questo lo vedremo fra qualche mese, se effettivamente poi questo effetto paradosso si è realizzato o meno, capito? No, certo. Perché le pensi un attimo, invece una regione con una limitata capacità di posti letto in rianimazione diventa immediatamente zona rossa, misure restrittive molto più rigide, diminuzione della capacità del virus di trasmettersi, meno ammalati, meno morti. Non so se mi sono spiegato. È stato chiaro. Quindi di fatto non sappiamo ancora come tutte queste misure poi si combinano tra di loro, ecco. Lo vedremo fra qualche mese. Esatto, bisogna aspettare e avere tempo per capire bene. L'ultima gliela devo fare, professor Grisanti, l'ultima domanda. In Italia, nel mondo, io parlo però nel nostro paese, ci sono stati in questo mostro del virus molti virologi, molti luminari che sono andati in televisione e hanno lasciato dichiarazioni. Essendo ed avendo avuti tutti una preparazione culturale, una preparazione anche scientifica, perché ognuno di voi ha usato modi diversi di comunicarlo, dando delle indicazioni diverse nel comunicarlo? All'inizio più di qualcuno ci diceva non servono le mascherine, è un semplice raffreddore, non arriverà mai in Italia, poi è cambiata completamente versione. Come mai c'è stata questa impreparazione sotto un certo punto di vista, che poi ovviamente tanti di voi sono stati criticati proprio per questo motivo? Guardi, senta, io mi sono dato l'impegno di non commentare mai nessuna dichiarazione dei colleghi né di criticare nessuno. Ecco. E comunque io penso che in genere le valutazioni che uno fa vengono filtrate dalla propria conoscenza, dalle proprie esperienze. Era senza criticare nessuno, era per capire. Però è chiaro che se io ho una preparazione da immunologo vedo il problema da questo punto di vista, se io ho una preparazione da rianimatore lo vedo sotto un altro aspetto, no? Allora se io faccio lavoro in un reparto di rianimazione vedo l'epidemia nella parte finale, cioè dalla parte dei malati terminali, va bene? Se io invece ho una preparazione epidemiologica o di controllo, è chiaro, professor Grisanti, però il comitato scientifico è un comitato competente di questa cosa, quindi doveva avere un'ideologia e un pensiero uguale per tutti, per poi indicare al popolo come comportarsi. Senta, guardi, è caduto il microfono. È caduto il microfono. Beh, siamo all'ultima domanda così. No, ma qui non era per capire, e la domanda non è per fare una critica, era per capire, professor, se questo virus sconosciuto a tanti era sconosciuto anche a dei luminari, in questo senso. Ma guardi, le rispondo in questo modo, guardi, l'Italia dall'unità fino a dopo la seconda guerra mondiale ha dovuto affrontare
tantissime emergenze di sanità pubblica ed epidemie che hanno veramente falcidiato gli italiani, includo il tifo, il colera e la malaria. E le persone che ci hanno portato fuori da queste piaghe sono tutte morte e non si è più investito in prevenzione, perché con i tagli progressivi del sistema sanitario, guardi, il sistema sanitario si articola su 3 aspetti: trattamento degli acuti, trattamento dei cronici e prevenzione. Dopo 15 anni di tagli lineari la prevenzione è sparita. Ed è sparita anche la cultura della prevenzione. È sparita la prevenzione perché nella ricerca ci vogliono soldi, tutti cercano ovviamente, lo Stato cerca di non metterne, qui ha perfettamente ragione. E quindi chiaramente è stato il risultato della combinazione da una mancanza di competenze tecnico-scientifiche e dall'altra di mancanza di investimenti, cioè noi vediamo il risultato è questo. In questo momento, in chiusura, proprio l'ultimissima, professor Crisanti, il suo lavoro qual è? Cioè in questo momento è allo studio, state studiando, testando, cosa state facendo sotto un profilo ovviamente di evitare? Ma guardi, in questo momento stiamo facendo 2 cose fondamentalmente. Stiamo studiando la genetica dei virus, cioè come i virus mutano e come le mutazioni per esempio hanno un impatto sulla capacità dei test di riconoscere il virus, e stiamo poi studiando come la genetica delle persone, cioè le differenze che esistono geneticamente per esempio tra me e lei e altre persone, determinano la suscettibilità o meno a infettarsi. Quindi ritorno a una delle domande che aveva fatto lei prima, se qualcuno è più o meno resistente. Sì. Chiarissimo. Grazie professor Crisanti. Di nulla, grazie a lei. È stato molto gentile averlo ospite e anche utile per i nostri telespettatori. Perfetto. E invece do appuntamento subito dopo la pubblicità con un altro ospite, un'altra tematica. Rimette con noi a tra poco.